ciclismo per me è vita perché mi ha dato la libertà, quello che non potevo fare nel mio paese, qua posso fare. Lei è una delle 18 cicliste afghane salvate all'indomani della presa di potere da parte dei talebani dall'associazione Road to Equality di Alessandra Cappellotto, ex campionessa di Sarcedo, prima donna italiana a vincere il titolo mondiale su strada. La storia di queste ragazze inizia proprio l'8 marzo di 2 anni fa, quando stanno partecipando ad una gara ciclistica a Kabul, organizzata dalla Cappellotto con la federazione afghana. Pochi giorni dopo i talebani invadono la città. Le ragazze, proprio a causa della loro passione, sono in pericolo, da qui la fuga da sole verso l'Italia e il Veneto. In patria lasciano amici e familiari. Arriva da lontano, arriva da un contesto sociale, culturale e territoriale dove alla donna non vengono riconosciuti pari diritti, dove la parità di genere è un'utopia, dove ad esempio, proprio per questo ho voluto queste cicliste, correre in bicicletta è già un problema. E loro però qui in terra veneta hanno trovato veramente una nuova casa, una nuova famiglia, hanno trovato accoglienza, hanno trovato supporto. Ho raccontato loro dei veneti, che grandi lavoratori siano e come non si arrendano mai di fronte alle difficoltà, racconta l'ex campionessa. A loro ho sempre detto: ragazze, nulla viene dal caso, nulla ti viene regalato, bisogna darsi da fare, dovete parlare italiano, dovete lavorare e loro mi hanno veramente stupita perché fanno veramente tutto assieme. Le ragazze hanno imparato l'italiano, stanno frequentando dei corsi serali per prendere il diploma di terza media. Una ha anche iniziato l'università, ma nessuna di loro ha abbandonato la passione per la bicicletta. Stiamo preparando per fare Olimpiadi 2024, anche campionate in Asia. Il presidente Zai ha scelto questa associazione e la storia delle giovani cicliste afghane per celebrare la giornata internazionale della donna. Queste ragazze che hanno vissuto momenti terribili, sono riuscite a scappare dall'Afghanistan, sono arrivate qui e hanno un progetto di vita qui, siano il modo migliore per celebrare la festa della donna, ma mi lasci dire anche quello che è la parità di genere, quello che è l'emancipazione femminile, che ancora tutt'oggi non è raggiunta.